Bentrovati, oggi abbiamo dato un titolo particolare a questa nostra trasmissione, Seminatori di Speranza, perché c'è del bello nelle periferie delle nostre città, non solo degrado, immondizia, microcriminalità, ci sono anche delle realtà che è bello presentare e far conoscere, e in questo caso andiamo nel quartiere di San Giorgio a Catania, dove vive e opera una realtà, un gruppo teatrale che si chiama Milizia dell'Immacolata. Un gruppo che è numerosissimo, sono oltre 50 persone, dai 14 ai 90 anni, tutti hanno un ruolo all'interno di questo gruppo. La loro missione è piantare semi di speranza, di legalità, di amore, di giustizia e di pace. Vi presento subito i nostri ospiti. Con me Giovanni Salamone, che è un educatore socio-pedagogico, ma è anche il direttore artistico del gruppo Milizia dell'Immacolata. Collegata con noi c'è anche Suor Lucia Trupia, che è la direttrice dell'Istituto Secolare delle Missionarie Militi dell'Immacolata di Catania. Sono delle laiche consacrate e diciamo che l'istituto è la casa di questo gruppo, è la casa un po' di tutti gli abitanti del quartiere di San Giorgio. E collegato con noi abbiamo anche padre Salvatore Bucolo, che è il direttore dell'ufficio della pastorale della famiglia della diocesi di Catania, e attraverso il quale per percorsi veramente particolarissimi ho scoperto e scovato questo gruppo teatrale che porta in giro dei musical molto applauditi, molto richiesti, tutto ovviamente in forma gratuita. Giovanni, è un modo diverso il vostro e particolare, un nuovo modo, se vogliamo dire così, di evangelizzare. Sì, è un nuovo modo sicuramente di evangelizzare, è cominciato 11 anni fa. Certamente è nato tutto dall'intuizione di credere. Possiamo vedere, dico alla regia anche, abbiamo dei trailer, sì, dei vostri musical, proprio per capire. Sì. Per far vedere un po' quella che è la vostra attività. Ok, quindi dicevo che abbiamo avuto l'intuizione, ecco, di capire che bisognava cambiare il linguaggio, un linguaggio più accessibile e immediato a tutti. Allora quale forma se non privilegiata di quella del teatro, no? Che trasmette negli spettatori emozioni. In questo momento stiamo vedendo proprio quello che avete dedicato a Madre Teresa, perché i vostri personaggi sono personaggi che hanno delle storie importanti. Abbiamo dato un contributo importante a personaggi giganti della fede, quali Madre Teresa di Calcutta, Don Bosco, per ultimo Padre Pino Puglisi, ma senza dimenticare il musical dal quale siamo partiti, che è il nostro fondatore San Massimiliano Kolbe. In questi lunghi anni diciamo che il gruppo teatrale è diventato un vero e proprio centro di aggregazione, un teatro sociale di comunità che accoglie tutti, giovani e meno giovani. L'hai detto tu prima, il gruppo ha un target che varia dai 10 anni ai 90 anni, mettendo proprio a confronto e, anzi, mi piace dire, facendo dialogare intere generazioni tra di loro. E la vostra casa è l'Istituto delle Suore della Milizia dell'Immacolata. Suor Lucia, qual è la vostra invece missione? Qual è la spiritualità? Vi fondate ovviamente su padre Massimiliano Kolbe, ma il fondatore di questo vostro istituto è padre Randazzo. Non sentiamo Suor Lucia. E allora vado da padre Bucolo, che per i suoi 25 anni di sacerdozio ha deciso di fare una festa particolare, non ha voluto regali, non ha voluto niente, si è regalato questo musical, un musical dedicato a Don Pino Puglisi, e poi ha detto: se volete fare un'offerta io devolverò tutto ai seminaristi di Catania. Ok? Padre Bucolo, allora, questo gruppo non sentiamo neanche padre Bucolo. Il collegamento è col telefono. Sì, il telefono, ma non capisco perché non sentiamo le voci né di Suor Lucia né di padre Bucolo. Adesso sì, forse, Lucia. Padre Bucolo, ci sente? Poco fa lo sentivamo. Sì.
Giovanni, in attesa di Sì. collegarci bene con i nostri ospiti, parlavamo diversi i musical che portate in giro. Sì, ecco, abbiamo detto il Pino Puglisi, legame con padre Salvo Bucolo, perché lo dirà magari lui non appena si ripristina l'audio, nell'occasione dei suoi 25 anni di sacerdozio. Ma vorrei ritornare un attimo a quello che è il laboratorio teatrale. Il laboratorio teatrale diventa un atelier dove ognuno mette a disposizione il suo carisma, il suo talento, quello che sa fare con molta semplicità ed umiltà. E quindi ecco che vedrai o vieni a vedere, insomma, quando qualcuno si avvicina a questa realtà, che ci sono sarte, ci sono falegnami, ci sono pittori che creano tutto quello che è l'occorrente per la realizzazione dello spettacolo. Bene, possiamo provare se sentiamo Suor Lucia. Intanto stiamo vedendo e anche ascoltando un po' delle parti dei vostri musical così applauditi, e vi chiamano un po' ovunque. In Sicilia voi andate, anche perché non chiedete soldi, Sì, no, quindi è noi tutto... non siamo un'associazione a scopo di lucro, noi dovete sapere che ci autotassiamo, ci autofinanziamo. È forte il credo che abbiamo nel credere di seminare, la puntata è stata intitolata Seminatori di Speranza, seminare semi di legalità, di speranza, portare Dio dove riusciamo, e quindi non chiediamo soldi perché non siamo una compagnia teatrale riconosciuta, ma mettiamo insieme quello che è il nostro carisma, quelli che sono i nostri doni, chiediamo solamente tutto il necessario per la realizzazione dello spettacolo. Questo mi sembra il minimo che possiate fare. E abbiamo Ma siete una ricevuto. realtà ben radicata a San Mi Giorgio. sentite ora? Sì, padre Bucolo, adesso noi la sentiamo. Allora, Sì. io ho anticipato dicendo che per i tuoi 25 anni di sacerdozio hai proprio invitato questo gruppo teatrale, Milizia dell'Immacolata, a realizzare e a rappresentare. Io sono stata presente, ho visto a Mister Bianco, è stato proprio, era il tutto esaurito ed era la seconda data oltretutto. Sì. Quindi perché questa scelta? Sì, io dicevo ringrazio di questa opportunità, ringrazio la rete, ringrazio Giovanni, ringrazio te Adelaide, perché veramente questo diventa un mezzo per poter divulgare delle cose belle che sono nella nostra terra. Perché in occasione del mio 25esimo ho chiesto a Giovanni, al gruppo teatrale Milite l'Immacolata, di fare questa rappresentazione, perché quando nel lontano 1998 ritornai in Africa, sono stato proprio un anno in missione in Africa da seminarista. L'allora vescovo marito mi disse: tu pensi che l'Africa si trova soltanto nel continente? Ti mando io in un posto di missione. E il primissimo posto in cui mi mandò da sacerdote fu proprio San Giorgio. Quindi l'aver chiesto a loro proprio di fare questa rappresentazione teatrale mi ha riportato alle mie origini storiche, al mio primo amore, come si suol dire, alla mia prima parrocchia. Giovanni, mi ricordo, era il mio ministrante, aveva solo 8 anni, che mi serviva la messa, quindi è stato un ritorno al passato ed è stato uno scoprire come tante volte quei quartieri etichettati mostrano una umanità grandiosa. Poi, se vogliamo, il secondo motivo per cui chiesi a loro è perché il primo messaggio lo volevo dare a me stesso. Ecco, Padre Pino Puglisi, tutti conosciamo la sua storia, conosciamo quello che lui ha fatto, quindi in modo un po' forse egoistico avevo bisogno di un messaggio forte, avevo bisogno come sacerdote di un testimone forte che mi desse una spinta dopo 25 anni, viverlo non come punto d'arrivo ma punto di partenza, un nuovo punto di partenza, e Don Pino Puglisi per me, ma per tanti, è un grande testimone, ci mette in discussione. E poi un ultimo motivo, se così possiamo dire ecclesiale, è far diventare questo mio anniversario un momento di evangelizzazione. Ecco, ho visto tanta gente, tante persone partecipare a questo musical ed erano contentissimi, non solo perché veramente i ragazzi sono stati straordinari, con la povertà di risorse hanno fatto uno spettacolo unico, ma soprattutto per i messaggi. Ecco, capivo che
ogni occasione, anche quella teatrale, può diventare un'occasione straordinaria di evangelizzazione. Tantissimi, veramente tantissimi, hanno accolto messaggi straordinari che ci portiamo nel cuore, che oggi servono tanto, perché abbiamo bisogno, come dice Seminatore di Speranza, abbiamo bisogno di seminare speranza anche in queste modalità. Quindi io ringrazio di vero cuore e non dimenticherò mai questo 25esimo, ripeto, non come punto di arrivo, sì, senz'altro un punto di arrivo, ma ancora di più un nuovo punto di partenza per il mio sacerdozio. Grazie Padre Bucolo, io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete mandare un messaggino, il 342 7455 005, un messaggio per rivolgere delle domande o una considerazione, una sottolineatura a tutto quello che stiamo dicendo. Suor Lucia, lei è la direttrice dell'Istituto Secolare delle Missionarie Militi dell'Immacolata. Dicevamo che la sua è una casa, a parte bellissima, abbiamo ricevuto delle immagini che possiamo mostrare ai nostri telespettatori, un luogo veramente di pace, ma una casa aperta a tutti dove il gruppo teatrale prova, mi immagino realizza anche le scenografie e dove si svolgono diverse attività. È nel cuore di San Giorgio ed è un punto, come dire, in cui ci si può incontrare, socializzare, un vero e proprio centro di aggregazione. Suor Lucia, qual è la vostra spiritualità? Benissimo. Prima di tutto, scusami se dico questo, non ci chiamiamo suore, siamo secolari, quindi non portiamo nessuna divisa, nessun segno, ecco, quindi siamo nel popolo. Persone che non ci conoscono tanto, non siamo additate, diciamo, da qualche segno. Quindi Lucia l'Istituto Secolare delle Missionarie Milite è sorto nel 1950. Sì. Il padre Francesco Randazzo è stato il fondatore dell'istituto e si è ispirato soprattutto alla spiritualità colbiana mariana, per il fatto che padre Massimiliano Kolbe, ancora chierico, trovandosi a Roma per gli studi della teologia e filosofia, e trovandosi per le strade di Roma incontrò un corteo di massoni che andavano sotto le porte del Vaticano a proclamare morte al Papa, deve regnare il diavolo al posto suo, al posto del Papa. Questo Massimiliano non rimase insensibile, anzi fu scosso talmente di dire: come possiamo salvare questi nostri che sono fratelli, cosa possiamo fare, che impresa grande, chi ci aiuterà a salvare i nostri fratelli che vivono nell'errore. Ecco che la sera del 16 ottobre del 1917, insieme con altri confratelli, si consacrarono alla Madonna in forma totale, quindi una consacrazione che poi era aperta a tutte le creature, nel senso che tutte, diceva lui, ogni cuore che batte sulla terra deve essere posseduta dall'Immacolata, e quindi la suddivise in 3 gradi. Primo grado, consacrarsi a Maria e vivere la propria consacrazione da semplice persona, semplice cittadina. Secondo grado, la milizia organizzata. Il terzo grado, la donazione a tempo pieno, quindi una consacrazione totale. E questo sarebbe che poi è sorto l'Istituto delle Missionarie Militi dell'Immacolata. Essendo secolare, si vive nel secolo, come ho detto, senza nessun segno, per poter proprio penetrare nelle folle insieme alle persone e non essere additate. Quanto bene, quanta esperienza ho registrato e registro nella mia vita per il fatto che non sono conosciuta come una suora, come una persona consacrata con i segni, ma essere popolo in mezzo al popolo. Certo, ma spieghiamo meglio questa consacrazione, questo affidamento a Maria che è stato chiesto a Fatima, è stato chiesto anche dalla Madonna a Belpasso, il santuario che abbiamo a 2 passi da Catania, questo affidamento di cui appunto anche Massimiliano Kolbe si è fatto portatore. Ecco, questo cuore immacolato di Maria a cui è stata affidata anche la pace e quindi questa consacrazione totale. Maria come nostra guida spirituale, come nostra madre? Sì, ecco la rivelazione della Madonna ai ragazzi di Fatima è stato poco prima che padre Massimiliano nutriva nel suo cuore, nella sua mente, questa consacrazione alla Madonna, perché allora non c'erano i mezzi di comunicazione, quindi c'è
un collegamento così unito con la rivelazione di Fatima con padre Massimiliano Kolbe. E quindi il suo pensiero, la sua vita fu tutta vissuta con lo spirito mariano, proprio il pazzo dell'Immacolato, addirittura lo chiamavano proprio Padre Maria, perché parlava sempre della Madonna e voleva conquistare tutte le anime. Ma come conquistarle? Ecco che subentra in questo caso l'apostolato e diceva usare tutti i mezzi possibili per far conoscere l'Immacolata, portare anime a Dio attraverso lei, perché è un'impresa molto difficile, molto faticosa, e allora l'Immacolata deve essere l'anello di congiunzione tra l'umanità e la divinità. Quindi salvare anime attraverso la stampa, attraverso tutti i mezzi leciti. Chiarissimo, è uno dei mezzi, è proprio questo gruppo teatrale e soprattutto di cui portare oggi la stiamo... medaglia miracolosa. Esatto. Ecco, la stampa, anche noi come istituto, per 49 anni abbiamo portato avanti l'Immacolata, un bollettino molto semplice e molto accettato dalle persone, ma il fatto della pandemia che c'è stata un po' fa ci ha fatto chiudere questa attività, perché la stampa non viene più accettata da nessuno per vari motivi. E quindi un mezzo di apostolato, ma non solo questo, l'apostolato non ha limite, noi ci troviamo e ci mettiamo a disposizione di chi ha di bisogno, soprattutto che ci troviamo nei quartieri di stanno San Giorgio. arrivando anche alcuni messaggi, vogliamo salutare Aurora Tripolone, dice sono una delle ragazze dei seminatori di Speranza. Torniamo appunto al gruppo Milizia dell'Immacolata, abbiamo detto che siete tantissimi, che accogliete un po' tutti, ma che state facendo anche rete? Sì, da diversi anni ecco che quello che è il nostro sogno è condiviso da altri giovani, ma anche da altre agenzie educative nel nostro territorio. E quindi si fa rete. Voglio salutare l'Oratorio Giovanni Paolo II, la Fondazione Cirino La Rosa, la Cooperativa Marianella Garcia. Da diversi anni insieme riusciamo ad accogliere diversi ragazzi e far fare loro, indipendentemente dall'identità e dalla realtà da cui provengono, delle esperienze che sicuramente porteranno per il resto della loro vita e che li formeranno. E di questo devo dire grazie sia a questi enti, ma soprattutto a questi ragazzi. Sono con loro, li vedo crescere, si spendono tanto. Ci tengo Fate rete anche fra i quartieri? Librino, mi dicevi, qualcuno sì, sta le realtà arrivando, già e anche provengono dalla da cooperativa in cui tu lavori? Sì, provengono da diverse zone periferiche di Catania. Forse si è capito e si sta capendo che non siamo delle isole, e se San Giorgio, come Librino, come tanti altri quartieri che sono designati da uno stigma sociale di essere solo quartieri ad alto rischio delinquenziale, forse si sta capendo che insieme possiamo fare tanto e insieme veramente si può fare qualcosa. C'è un altro messaggio: una bella realtà in un quartiere difficile, grazie a queste persone ogni tanto si parla di cose belle e di speranza per tanti giovani e meno giovani, grazie, si firma Fabio di Catania. Grazie. E grazie anche, come vedete arrivano anche delle attestazioni di stima e di fiducia nei vostri confronti. Padre Salvo, parlavamo di questa missione della milizia, questo affidamento a Maria. Perché Maria è così importante? Tantissimi santi, ma pensiamo anche a Giovanni Paolo II, il Papa indimenticato, che si affidava totalmente, il suo motto era totus tuus, no? I grandi santi hanno avuto come modello Maria, questa devozione molto forte a Maria. Sì, a me è molto piaciuto quasi alla fine del musical la frase "tocca a te", e lì personalmente mi sono sentito toccare, ma credo tutti ci siamo sentiti toccare, perché in genere quando si partecipa a un musical si partecipa da spettatori, che è giusto che sia, no? C'è chi mette in scena una storia, un racconto, c'è chi sta dall'altra parte a guardare, a contemplare, a provare emozioni. Invece in quel momento "tocca a te" ho percepito che non si trattava di un musical, non si trattava di una storia di un uomo, di un prete, di un passato, ma si trattava di un presente, di una storia vera.
e significa che come Don Pino Puglisi ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, cioè, in cui nessuno è spettatore, ma siamo tutti a vedere dei modelli concreti, modelli reali, modelli possibili, in cui ognuno di noi può veramente dare la nostra parte, quindi non c'è nessuno che penso possa dire e io cosa posso fare? E il fatto che, ripeto questo, sono stati dei ragazzi o persone adulte del quartiere di San Giorgio nella loro povertà di risorse, nella loro semplicità, ci mostra che tutti siamo nella potenzialità di fare cose straordinarie, perché io non penso che le cose straordinarie devono essere eclatanti. Le cose straordinarie sono le cose piccole, come alla fine è stata una cosa piccola ma allo stesso grande questo musical di Don Pino Puglisi, e di questo io ringrazio, lodo il Signore per l'intuizione che si è creata con tante difficoltà che Giovanni conosce, perché sembrava che la cosa non dovesse partire, ma come si dice, ogni impedimento diventa giovamento. Il fatto che si è creato un ostacolo, quell'ostacolo poi con la perseveranza, con la fedeltà e con la fiducia e con la fede ha fatto sì che uscisse una cosa veramente grande e straordinaria, e di questo non posso che ringraziare il buon Dio e ringraziare anche lui e tutti voi. Posso confermare, perché la storia di Don Pino Puglisi è una storia molto importante, molto forte. Sappiamo il ruolo che ha avuto questo sacerdote in un quartiere appunto di periferia, Brancaccio di Palermo, ma è costruita molto bene. L'autore lo vogliamo ricordare? Sì, lo ricordiamo e lo ringraziamo e salutiamo, padre Giuseppe Calderone di Palermo, uno degli autori. Molto bene, posso testimoniare, scritto una bella scrittura, una scrittura teatrale, musicale molto bella, e devo dire anche voi molto bravi nella recitazione, molto più bravi devo dire di alcuni attori che vediamo in alcune fiction in televisione. No, lo devo dire perché è così. Suor Lucia, torno da lei fra un attimo. Intanto arrivano altri messaggi di persone che vi conoscono. Ne leggiamo alcuni perché chiaramente non riusciremo a leggere un po' tutto. Ecco, c'è qualche messaggio per Padre Salvo: sei un grande, questo è Giacomo, poi buon pomeriggio a tutti, sono Alessandro, salutano te Giovanni, vabbè, un po' tutti i messaggi sono dello stesso tenore, dicono che anche questo modo vostro, quello dell'arte, del teatro, è un modo per evangelizzare. Andiamo in pubblicità, torniamo qui fra pochissimo per continuare a parlare di questo gruppo particolare, molto acclamato, molto ricercato in Sicilia, che si spende per portare avanti dei valori e un modo diverso di evangelizzare. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta. Stiamo parlando di un gruppo, si chiama Milizia dell'Immacolata, un gruppo teatrale, portano in giro dei musical. Abbiamo intitolato questa trasmissione Seminatori di Speranza. Stanno arrivando tantissimi messaggi per questo gruppo che opera ed è attivo a San Giorgio. Stiamo dicendo che non tutto ciò che è in periferia è brutto, non sempre si può parlare e sottolineare tutte le difficoltà del degrado, dell'immondizia, che è vero ci sono in certi quartieri, ma ci sono anche delle esperienze, delle realtà molto belle che è bello e buono da parte nostra far conoscere. Tanti messaggi di stima e di gratitudine che stanno arrivando alla nostra linea WhatsApp, sia per Giovanni, per tutto il gruppo, per Lucia, per Padre Salvo. Marianna scrive: vi ringrazia ed è bello aver creduto e credere tutt'oggi che i giovani sono speciali e possono fare grandi cose, soprattutto nei quartieri di periferia. Questo, diciamo, è uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. C'è Maria, San Michele di Ganzaria addirittura, bellissima iniziativa, un saluto a tutti, siete bravissimi. Quindi stanno arrivando anche da altre parti della Sicilia, perché voi girate con questi musical un po' ovunque, dove vi chiamano andate. Sì, diciamo che riceviamo diversi inviti, anche luoghi per noi inaspettati.
diciamo che saremo dove Dio ci vorrà. Ringraziamo per tutto questo apprezzamento, per l'incoraggiamento nei nostri Ecco, confronti. qualcuno scrive, dice speriamo che possiate andare anche nelle scuole. Ci andate di già o non è ancora in programma? Noi abbiamo fatto già un'esperienza per le scuole dell'Interland l'anno scorso nel nostro quartiere, appunto per quella rete di cui accennavo prima, dove abbiamo presentato proprio lo spettacolo su Pino Puglisi in occasione della giornata della legalità del 23 maggio dell'anno scorso. Oltre 700 studenti delle scuole limitrofe hanno partecipato a questo spettacolo, che è divenuto un bellissimo messaggio di legalità, di riflessione per ragazzi che ho trovato attenti, nonostante fosse, diciamo, l'uscita didattica per loro. È molto importante, ci sentiamo anche tanto una responsabilità, perché come diceva prima Padre Salvo, lanciamo dei messaggi e se non sei credibile il messaggio non passa. Quindi quello che tante volte in questi anni, in questi mesi ci viene riconosciuto è che per osmosi, per una questione empatica si vede il nostro credo, che è fatto proprio per l'amore di fare quello e non per secondi fini. Che non lo fate per professione, ma perché c'è dietro, come dire, un messaggio in cui voi per primi credete Sì, e che avete piacere di esattamente. condividere e di portare avanti. Padre Salvo, cosa possiamo dire in conclusione? Padre Salvo, mi sente? In conclusione dico, cosa possiamo dire? Allora, come conclusione direi che di queste cose possono veramente essere incoraggiate da noi, quindi il fatto che in questo momento sono venuti in televisione diventa un modo per incoraggiarli, per avere fiducia in loro, per perseverare e perché possono ancor più esprimere la loro creatività in dare questi messaggi. Quindi il fatto che stiamo vivendo in questo programma per me diventa per loro una vera e propria benedizione, perché magari non si aspettavano, ma proprio perché le cose sono inaspettate, sono le cose che vengono dall'alto, vengono da Dio. E quindi io quello che posso dire è coraggio, andate avanti, volate sempre in alto e avrete sempre accanto a voi persone che hanno fiducia in voi, sebbene si tenta a snobbare, a dire ma cosa possono fare, c'è qualcuno invece che crede in loro e questo penso sia un atto concreto, un atto vero, un atto reale, un atto importante per loro, quindi a loro dico continuate sempre, buona missione. E a chi ci sta seguendo da casa, Lucia Trupia, direttrice dell'Istituto Milizia dell'Immacolata, cosa possiamo dire? Possiamo dire che giustamente non è soltanto questa attività, ci sono tantissime attività, la Casa dell'Immacolata, chiamata l'Istituto Casa dell'Immacolata, è aperta a tutti e quindi varie iniziative, infatti nel passato e ancora si continua sempre, la Casa è aperta, abbiamo realizzato tanti convegni regionali, tanti momenti di formazione alla milizia, e quindi accogliamo tutti i ragazzi che soprattutto andiamo anche a cercare le persone che sono diciamo emarginate o non tanto calcolate. Ecco, la nostra missione che è vastissima, quindi cerchiamo di andare incontro a tutti e portare il più possibile anime a Dio attraverso, ripeto sempre, dell'Immacolata. L'Immacolata è il nostro sostegno, il nostro aiuto, la nostra guida e tutto mettiamo nelle mani dell'Immacolata come strumenti utili. E la Madonna sicuramente sarà contenta, come la Chiesa che accoglie ogni iniziativa buona. Ringraziamo sempre il Signore e ringraziamo anche che la Chiesa ha dato possibilità agli istituti secolari di vivere nel secolo senza essere conosciuti e operare e fare tanto bene. Certo. Perché viene accettata, diciamo, qualunque proposta, perché siamo nel mondo come tutti gli altri, quindi accettano tante volte persone correzione e indicazioni e sostegno diverse anche dalle anime consacrate che fanno tanto bene, come quelle che pregano per noi, pregano per tutta l'umanità, tutto alla gloria del Signore per la salvezza delle anime, come diceva San Massimiliano, e quindi essere veri strumenti nelle mani dell'Immacolata. Si può fare tanto, perché il mondo ha bisogno di Dio, ma se non c'è l'Immacolata nel mezzo, che la creatura, come ho detto poc'anzi, che è l'anello di congiunzione tra l'umanità e la divinità,
quindi affidiamoci a lei, dobbiamo avere il coraggio di buttarci nelle braccia dell'Immacolata ed sentirsi condotti da lei come una vera madre. Quindi un augurio che faccio a tutti quanti di mettercela tutta, nel senso di dire avere fiducia nell'Immacolata che ci porterà a Dio, ci porterà alla salvezza, come diceva Giovanni Paolo II, è tutto tuo, quindi una consacrazione totale nelle mani dell'Immacolata. Ringraziamo sempre il Signore e la Vergine che ci sta accanto e che ci dà sempre, sentimenti spirituali per il sostegno sia nostro che gli altri. E cerchiamo di evangelizzare prima noi stessi, poi gli altri, con l'esempio, con la testimonianza e con l'amore fraterno. Grazie, siamo proprio in chiusura. Grazie a voi tutti quanti. Grazie, siamo in chiusura. Giovanni, vuoi dire qualcosina proprio per chiudere? Io colgo l'occasione per ringraziare te, la redazione, per questa opportunità, gli altri ospiti, Padre Salvo, Lucia, e vorrei concludere con una citazione di Massimiliano Kolbe che un po' riassume la nostra mission. La leggo per non... Quando il fuoco dell'amore si accende non può trovar posto nei limiti del cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori. Questo è un po' quello che noi siamo ed è quello che noi saremo. Grazie Giovanni, ricordiamo che padre Massimiliano Kolbe, abbiamo detto tante cose di lui, ma non abbiamo detto che ha offerto la sua vita in un campo di concentramento nella seconda guerra mondiale, diciamolo. Si è offerto al posto di un padre di famiglia, ha donato la sua vita. San Giovanni Paolo II lo definì patrono del nostro difficile secolo. Ecco l'amore che si fa dono. Grazie grazie Giovanni. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa, grazie alla regia e arrivederci a tutti quanti. Alla prossima.